Dal 24 al 28 luglio Nuoro ha ospitato l'Europeade del Folklore 2024, un evento che celebra la ricchezza e la diversità delle tradizioni europee. Quest'anno però la manifestazione, nata nel 1964 per volere di Monde Klopper dopo gli orrori delle due guerre mondiali, si carica di un significato ancora più profondo in un momento in cui l'Europa è nuovamente scossa da tensioni e conflitti. L'Europeade da sempre è un palcoscenico di colori, suoni, danze, dove i gruppi folcloristici provenienti da ogni angolo del continente si riuniscono per condividere e celebrare le proprie culture. La manifestazione di Nuoro è stata un potente messaggio di unità e accoglienza, uno dei valori fondamentali dell'Europeade. In città si sono intrecciate culture, storie e danze all'insegna della cultura, a conferma che si possono superare le barriere per costruire un futuro di cooperazione e di pace. Tele Sardegna vuole omaggiare l'Europa dei popoli trasmettendo stasera alle 21 la sfilata che sabato 27 luglio si è snodata lungo le vie della città. In quel palcoscenico naturale Salvatore Serra ha colto lo spirito vero dell'Europeade e noi lo vogliamo mostrare ai nuoresi e a tutte le persone che non hanno avuto modo di partecipare di persona alla festa vestita con i colori dell'Europa, condividendo appieno lo spirito della manifestazione in un abbraccio di gioia e di speranza che unisce popoli e culture.